ragazzi, direzione Fontanina. Lore, casomai... Vogliamo prendere la tangenziale o ce ne andiamo per fuori? Aspetta, un attimo solo, prima da rotto semaforo, c'è stato sul negozio, prima se l'ha fatto, però... Non si è fatto il cellulare. La roba? Quello che è verde, no? C'è innanzi... Ah, boh. Finì? Allora ragazzi, siamo arrivati alla Fontanina, logicamente stiamo facendo preparare il nostro tavolo. Un attimo solo. Che viene dalle coste francesi, questa qui. Sì. E poi ci sono spigolette del nostro mare. Qua sono di Torrecave da C'est le proprio. loups, la loup, spigola. E l'orata. Le loup, moi je prends le loup. Che mi consigli? Allora, secondo. attenti un po', volevo sapere una cosa. Qua ci puoi fare uno spago Sì, bingo con bingo. questa? Molto più buono. Ottimo, no? Sì, sì. Qu'est-ce que c'est? E poi al limite dopo facciamo l'orata con il granchio, Io voglio uno spaghetto. Ah non, moi je veux le crabe. Comment? Le crab. Crabe naturel. Ah, C'ho sia questi qua, c'ho anche i felluni. Quelli là di Torrecave. mm. Proprio i granchi felluni di mare. Commande ce que tu veux toi. Moi, Però je questa sais. qua comunque è Moi una je veux le specialità da granchio assaggiare, freddo. Questa la vuoi? Mayonnaise, oui. Allora, Oui. E una spigola. Spigola. Spigoletta questa qui? Ma c'è un po' più grande perché dobbiamo mangiare 3 di noi. va? la facciamo un Che po' due, tutti. tre. Qui facciamo L'orata 3 o la spaghetti. spigola? No, spigola. No, spigola. Spigole La sono spigola? nostre. Sì, Sono nostre, sono di mare. Vai, facciamo così. Fidatevi di me. E Quanti lei? spaghetti dobbiamo fare qua? 3? Tre ne facciamo, Sì, no? sì. 3. Ok, poi per la spigola mi regolo 350 grammi a testa, va bene? Tu peggio. Ok. Qualche contorno vicino alla spigola? Patatine. Patatine. Patatine, facciamo una patatina e un'insalata, va bene? Perfetto. Patatine, sì. Ok. Perfetto. Un'altra volta. Patate al Grazie. forno pure. Se me lo dici posso fare anche la patata a forno. perché Al quella- forno. Allora pure a forno. Facciamo una fritta e una a forno solo Non ho forno. fritto, non fritto. No Al fritta, forno. solo al forno. Al burro col prezzemolo. 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 Ok. E burro? Burro e prezzemolo. Pure al prezzemolo. Tutti e due. Ah. E il beurre persillé che è il burro. Allora facciamo un brindisi, va? Facciamo un brindisi. Allora prendi il Ma berra. esiste in Francia burro perzemolato? Sì. Ah, il burro prezzemolato. Invento, hai visto come... Te, un brindisi, agrain. Allora, Agrain. Agrain. E faccelo pure a... sto qui. Ah, voilà. Alla nostra. Alla salute vostra, ragazzi. Con la salute. Buono. Sì. Penso pure va a finire in coppa a ricette da sballa sta cosa. Buono. È buono A perché più non è... tardi. Allora ragazzi, iniziamo con questa bruschettina fatta con alici del Mare Nostro e pizzettelle di anguille, stanno gli anguille. Ah. Voilà. No. E questa cremina che cos'è? Yogurt. Mi sa che ci serve nata ad uno là dei ghiacci. Il faut en demander d'autres. Allora ragazzi, Demande. oh no. Volete vedere come si mangia un granchio? Un po' di spago con il sughettino del granchio non è assolutamente male. Buon appetito. Buon appetito. Che bel piatto, eh? Ah oui. Ma andiamo tutti gli amici miei Facebook e YouTube, se non vi dico la verità, troppo buono. Come era andiamo lì? Carissimi signori, com'è andata? Sto facendo un attimo una lezione di Galateo, Ah, per ok. vedere come si mangia il granchio. E lei non è gradito? Aspetta. Sì. Sì, ha gradito? No, che poi su ricette da sbal Ha chiesto a te ragazzi. Non mi è facciamo... piaciuto tanto.
Sì, pasta. Facciamo 2 piccioni con una fava, perché stiamo registrando sia su ricette da sballo Cara, te posso? che live. Allora ragazzi, questo è il galateo per mangiare il granchio, non dovete pensare di sporcarvi le mani. Quando vi capita dovete dare la succhiata. Vampire. Voilà. Dovete succhiare all'interno la polpa. No, devo tenere le gomme. Come aspetta? Come aspetta? Aspetta. Non c'è un merda. Sì. Non sono dei caduti. Capito? Ma là, più tardi. Attenzione sempre a qualche spinetta, mi Per raccomando. non perdere neanche un millesimo di video. Allora ragazzi, questa è una prima orata o spigola? Spigoletta Questa è la spigoletta. di questo mare qui, Di questo mare qua, andiamo a attenzione. sottolineare Non è quello là dell'Atlantico surgelata. esattamente. Guardate la carne com'è bianca. Guardate i maiali. Grazie. Prego. Non sapete mia, che siete quante solo dei mosche. maiali, giusto? Mamma mia quante muscoli. Ah, sta pure Renato Ciotolo che sta guardando un video. Ancora un'altra birra. E ghiaccio. E ghiaccio, sta una tonnellata di ghiaccio. Gradisci limone, caro. Sì. Per le garage. Live. Tu regavi. Il mare. Wow. Ma arrivano pure i patatini al forno. L'insalatina fresca c'è sta. Quello non è pesce. Dai per la carne. Che buono Paolo. Mangialo, mangialo. Attenzione alle spine. È bella a mangiare, Renato Ciotola, è come, è bella a mangiare. Però quando mangi sano, sono un po' di mosche che rompono i coglioni, questo lo dobbiamo dire anche la verità. Però, guardate che bella carne bianca. No. Patate al forno. Eccolo. Guarda come sono belli questi patate. Stanno pure i patani, guardate quanto sono belli questi patoni. Meraviglioso. E questa qua dovrebbe essere la mia. E voilà. Meno male che andavo leggero. È pericoloso. È un periodo di mosche, lo sa, c'è Renato Ciotola che è un periodo di mosche. Guardate che belli patani, guardate. E queste Merci. No, basta, non si mangia. E sono 3 patate. Occupe-toi de toi. Tu regardes toi. E poi dopo logicamente ci mettiamo anche il dessert. E qui c'è un piccolo bis. E qui c'è un piccolo bis Va da bene. fare assolutamente. Ovviamente. A Buon più appetito. tardi. Ciao. Allora ragazzi, questa qua ha fatto la cottura a sale, guardate quanto è bella. Peccato, non ne vuoi più? no, faccio più. Allora, come hai trovato qua? Meglio del ristorante di ieri? Senza paragone. In che senso? Non sì. Non è lo stesso. Tutto a posto? Non ce la facciamo più, però comunque è tutto a posto.
Veramente buono, 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 buono. Ah, mi fa piacere, mi fa veramente piacere. No, buono. Di più. Eccellente. Eccellente va bene come voto. Di più. Allora. Eccellente più, va? Ma per la freschezza, più che Per la altro. freschezza, per la cucina, per la gentilezza, Posto, per tutto. per il posto. Ieri Per il eravamo mare. da, come si chiama? Rossella Marziale. Rossana Marziano. Ah, ieri a Caserta. No, ti ho mangiato buono. Sì, mangiato. Io non l'ho trovato. Ah, lui è perché l'ho portato Mi io. sono sbagliato sui piatti, voilà. Ma là è diverso. L'hai mangiata mai la carne e bufala? Tu non l'hai mangiata. Ma Voilà. mi sono sbagliato, la prossima? Io mi sono mangiata la carne di bufala. Che era Agnello buonissimo. bollito. Non l'ha retto, Rossana Marziano se stai vedendo video. Non l'ha retto, è geloso. Molto gentile. Che... Però pure cazzo Ma mangia che buono. schicca un po' il Non dice sonno. niente. Paolo che schicca un po' il sole. Ti voglio bene, sono un tuo fons. Però casa mangia proprio buono e poi guardo posto. Ma poi quello che vorrei capire, perché voi che avete ristoranti chic non tenete mai uno spazio per stare all'aria aperta? Questo non l'ho mai capito. Pure Carlo Crack. Mo, un chilo non si può pigliare un ristorante con una terrazza. No, in due scandinavi. Non vede che ci sta la riservatezza perché vengono cantanti, vengono a star, però. Che poi cantante a star, una volta che si è messo cappellino e due lenti solo, ma quando riconosci? Ho avuto freddo, mi sono pure aperto. Cioè io sono una star, no? Non è che viene qualcuno vicino a me a mi chiede un autografo. Cioè, Vediamo dentro il caffè per due. eh. Di vivere non ce l'hai. Non Comunque ieri non parlai Rossana Marziale che mi fa incazzare, lasciami in realtà e non mi tocca, capito? Logicamente ragazzi quando si sta solo e non si può certamente evitare la frutta, una frutta che vi dona energia, vigore, vitalità, la vitamina E, mi ha fatto care tutta la frutta. Non la vedo. Sì. Non è nel secondo. Ha fatto cade l'uva. Pagato. E comunque la frutta la dovete prendere perché la vitamina D che serve per creare un effetto sulla vostra pelle. Voilà, dovete prenderla la frutta. Bello, sai, va. L'uva bianca. Bello ragazzi? Ecco. Guardate che bello. Proprio una figata. Dolce. Vabbè. È buono. Il caffettino. Con ruttino incorporato. Ruttino serve per digerire. Finita un'altra bella giornata. Domani penultima giornata a Napoli. Ma perché è speciale a te un caffè? A me? In vetro. Ti una batte raccomandazione per qua? Domani è un'altra bella giornata e poi ritorniamo nella triste e piovosa Parigi. Ciao maiale. Anche tu non te la scansi, eh. Anche tu sei un maiale di Facebook. Ma che resti maiale poi? Sì. Oh. Siete tutti maiali. Maiali.